I fuochi d'artificio salutano l'uscita dalla chiesa dell'Arca della Madonna della Visitazione a Varese Ligure. La processione per le strade del borgo, con la cassa portata a spalla e i crocifissi delle confraternite del Levante, ha concluso i festeggiamenti in onore della patrona del comune dell'Alta Val di Vara. Un momento di devozione e di fede molto sentito e partecipato. Questa funzione è importante, raccoglie veramente un mucchio di persone, sia dalle frazioni e anche dai comuni limitrofi, che ne so, Castiglione, se non dire Sesta Godano, Carro, Maissana. È una cosa molto 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 sentita. A guidare la processione il vescovo della diocesi di La Spezia Brugnato, che in mattinata ha presieduto la messa solenne. Nella sua riflessione Monsignor Palletti ha richiamato l'attenzione sulla figura di Maria, che raggiungendo sua cugina Elisabetta le ha portato aiuto, ma anche la presenza di Gesù, che già custodiva in grembo. Un esempio a cui sono chiamati tutti i cristiani e che si manifesta sotto diverse forme. Ma direi sono molteplici. Possono andare innanzitutto dall'annuncio, che rimane sempre fondamentale, dall'esempio di vita, o quantomeno anche in quella fragilità di vita, però portarla veramente in modo che sia sempre un camminare e un riconciliarsi continuamente col Signore, e poi nella carità, che diventa un po' lo strumento fondamentale, anzi proprio l'aspetto decisivo, perché il Signore ce lo ricorda: qualunque cosa avete fatto ai miei fratelli più piccoli l'avete fatta a me. E c'è un filo rosso che lega la festa della Madonna della Visitazione a Varese Ligure e la prossima giornata mondiale della gioventù in programma a fine mese. È proprio la figura di Maria, raffigurata nel logo della GMG 2023 e che, come ripreso dal motto scelto dal Papa per l'appuntamento di Lisbona, si alzò e andò in fretta. Il messaggio più bello è quello proprio di alzarsi e di andare. Ricordiamoci che siamo discepoli del Signore, certamente perché crediamo in ciò che Lui ha rivelato ed è fondamentale, ma anche perché lo seguiamo. Il discepolo non è solo il credente, è colui che lo segue. E allora questo alzarsi, camminare, andare e raggiungere, come dice il Vangelo, i confini della terra, che magari sono semplicemente il prossimo che ci sta a fianco, ma che è un confine grande al quale dobbiamo veramente annunziare il Vangelo.